Pubblico delle grandi occasioni, il venerdì 22 maggio all'ex convento di San Francesco a Pordenone, per la serata intitolata Il ruolo della donna italiana nella Grande Guerra. La serata prevedeva la cerimonia di commemorazione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale. La serata, organizzata dal Rotary Club Pordenone Alto-Livenza, dalla Fidapa Pordenone e dal Panathlon Pordenone, è stata introdotta dall'esibizione del coro Ensemble della Fidapa. Quindi c'è stata attesa relazione del colonnello Lorenzo Cadeddu, direttore del Centro Studi Militare sulla Grande Guerra, che ha trattato il tema Il ruolo della donna italiana nella Grande Guerra. E dopo la dettagliata relazione è stato consegnato ai sindaci dei comuni della provincia l'elenco aggiornato dei caduti appartenenti ai rispettivi territori. Finale in grande stile con l'esibizione del coro alpini ANA Montecavallo, reduce dall'Adunata Nazionale dell'Aquila svolta nei giorni scorsi.